Io prego. Devo fare una comunicazione grave e poi risalto perché domani credo che uscirà sulla stampa. Questa mattina presso l'ITIS di Portogruaro, indirizzo agrario mi pare che si chiama. Agroalimentare. Agroalimentare, è successo un fatto gravissimo. Un alunno che frequenta il primo anno, il sindaco conosce la vicenda, che è molto malato, ha subito per la terza volta un atto di bullismo da parte di un compagno di classe. Siccome questo è un alunno che porta un busto perché non sta in piedi, per la terza volta un compagno di classe che sta dietro, questo è andato in bagno e fa già fatica a muoversi, e quando è tornato per la terza volta in 20 giorni si è appoggiato alla sedia e si è trovato incollato con la maglietta e il busto. Di questo è stato informato già il preside, però volevo mettere a conoscenza anche il sindaco e tutti i consiglieri che sono atti che verso una persona che sta male con una malattia incurabile è una cosa vergognosa. No, aveva cercato di dire, è stato uno scherzo, no? Cioè, il sindaco prenda atto di questa situazione. Penso che il preside ci sarà. Come il sindaco sa di farlo.